È successo che ci sono stati degli atti di vandalismo nei confronti della nostra sede, nulla di tragico, semplicemente è il sintomo di un clima un po' inquinato da molta cattiveria e molta aggressività che purtroppo oggi è presente e serpeggia in città. Nella notte, mani ignote hanno tappezzato di scritte offensive le due vetrine della sede elettorale di Simone Venturini in Campo Santa Marina a Castello. Una serie di fogli A4 scritti a pennarello fissati ai vetri con lo scotch che promettono tra l'altro una seconda visita, questa volta con lo spray. Da Favaro, dove sta proseguendo la campagna elettorale come candidato sindaco del centrodestra, Venturini non si scompone e rassicura: continueremo la nostra campagna esattamente come l'abbiamo iniziata, col sorriso e la forza delle nostre idee. Ma io spero sempre che questa campagna elettorale svolti diventi una campagna elettorale di vero confronto sui temi che oggi non sentiamo da parte dell'avversario. Continuiamo a fare la campagna elettorale che stiamo facendo, giovani, sorriso, persone impegnate nel mondo della società civile, aprire punti d'ascolto, volantinare nei mercati, proporre tante idee per la nostra città. Simone Venturini è a Favaro per l'inaugurazione della sua sede elettorale in piazza Angelo Pastrello, quasi di fronte al municipio. A fare gli onori di casa c'è Marco Bellato, per 2 mandati presidente della municipalità di Favaro con la lista Brugnaro e ora in corsa per il consiglio comunale. Per sostituirlo il centrodestra ha candidato Alex Bazzaro, attuale capogruppo della Lega a Cafarsetti. Accanto ad altri candidati e davanti a sostenitori e simpatizzanti, Venturini ripercorre nello specifico quanto realizzato a Favaro in questi anni e i programmi futuri. La sicurezza è un punto centrale per Favaro e Campalto, e Vese e Tessero, ovviamente tutta la municipalità. Molto impegno ci sarà anche nella riqualificazione degli spazi verdi e delle aree gioco, un parcheggio più grande per il distretto sanitario che oggi è molto piccolo e poi appunto molta sanità, medici di medicina generale, medicine di gruppo, il distretto pienamente funzionante. Sono obiettivi che ci diamo perché oggi la popolazione invecchia e noi dobbiamo garantire a queste persone i servizi sanitari.